Così buono questo dolce di carnevale che abbiamo deciso di rifarlo. Lo avevamo preparato qualche giorno fa. E lo rifaremo ancora perché ci lascia davvero soddisfatti, soprattutto sistemato in queste porzioni singole, in questi pirottini piccoli, è un ottimo pensiero da regalare agli amici, ai parenti, da portare anche al lavoro per far felici i colleghi. Questa è la pignolata siciliana. Non so se conoscete questo dolce di carnevale, fatecelo sapere nei commenti e intanto scriveteci anche da dove ci state seguendo. Questa è solamente una piccola live, magari nei prossimi giorni, come diceva Valentina, vi faremo vedere tutto il procedimento. Eccoli qui. Dobbiamo ancora terminare, in realtà abbiamo ancora questi bocconcini di pasta da mettere nel miele, adesso tra poco lo facciamo, ma non vedevamo l'ora di mostrarvi il risultato perché ci piace davvero tanto. È un dolce bello da vedere, ma la cosa ancora più bella è che si conserva per diversi giorni, mantenendo intatta la morbidezza all'interno e ovviamente questa dolcezza all'esterno data dal miele che resta appunto morbido anche se si asciuga un po', tanto da permettere poi di prendere piccoli pezzetti per volta e gustarlo. Facciamo vedere appunto. Io vi do già le dosi per questo impasto, se volete appuntarle, ma ovviamente nei prossimi giorni troverete un video completo, l'articolo con tutta la descrizione delle ricette e poi appunto se vi va fatecelo sapere nei commenti, potremmo anche organizzarci per prepararlo insieme in diretta. Ho deciso di fare 1 chilo di impasto perché una volta che si sporca secondo me è bene farne in abbondanza proprio per tutti, quindi 1 chilo di farina 00 che ho impastato con 8 uova medie, 200 g di burro, 200 g di zucchero, un po' di cannella, la buccia grattugiata di un limone, un pizzico di sale e mezza bustina di lievito per dolci, quindi davvero pochi gli ingredienti. Si impasta tutto, si ottiene questa pasta, questo panetto omogeneo e morbido. L'ho lasciato riposare qualche minuto e poi subito l'ho lavorato a mano formando prima dei cordoncini e poi dei pezzetti tagliati con un coltello tagliapasta. Questa è, diciamo, la forma tipica della pignolata al miele messinese che assomiglia appunto ad una pigna. Questo dolce in realtà esiste in tante altre varianti simili anche nel resto d'Italia e si consuma non solo a Carnevale ma anche a Natale. Penso ad esempio agli struffoli che hanno un impasto molto simile. E allora, la versione definitiva è questa, con il miele, non resta altro che metterci ai fornelli per completare il nostro lavoro. Intanto fateci sapere anche qual è il vostro dolce di carnevale preferito. Ecco qui. Allora, ho appena acceso la fiamma per scaldare il miele. Un errore che non si deve assolutamente commettere è quello di rendere il miele bollente, di farlo addirittura sobbollire, perché in tal caso si andrebbe a caramellizzare e non otterremmo la morbidezza del dolce, quella tipica. Quindi deve appena scaldarsi solo per diventare sufficientemente liquido. Quindi questo è l'ultimo passaggio della preparazione di questo dolce che a dire il vero richiede un po' di tempo perché abbiamo iniziato subito dopo pranzo e stiamo ultimando adesso, quindi ci vuole un po' di pazienza, magari fatelo in compagnia di qualche amico oppure dei nipotini. Ecco, sento già che è diventato più morbido e quindi tra pochi secondi spengo. Stiamo utilizzando Ecco. complessivamente circa mezzo chilo di miele. Sì, abbiamo già fatto la prima parte, dividiamo in 2 parti perché bisogna poi girare bene la pignolata. Ecco, la metto già nel miele. Vediamo se riesco a farla tutta in una volta adesso. Forse è meglio di no. No. Forse è meglio di no, esatto, togliamo questo. E perché bisogna adesso girarla. Intanto mi allontano dal fuoco, appunto perché non voglio che il miele si riscaldi troppo e adesso non devo fare altro che girare la pignolata finché ogni singolo pezzetto si bagni bene nel miele. Poi l'unico decoro che usiamo in Sicilia è
Sono queste palline arcobaleno di zucchero, che in siciliano una volta venivano chiamati diavolicchi. Quindi nella versione siciliana, ad esempio, non c'è la frutta candita, che invece è presente in una ricetta tipica della Campania. Sono piccole differenze che poi rendono speciale la tradizione di ogni regione. Mi sembra che ci siamo quasi. Sì, sì. Adesso, siccome la vogliamo regalare, utilizziamo adesso delle vaschette di alluminio che sono molto comode da portare agli amici. Salutiamo Nella, salutiamo Patrizia. Non so da dove ci stanno seguendo. Allora, piccolissima live solo per augurarvi una buona serata e farvi conoscere in anteprima una delle ricette che pubblicheremo nei prossimi giorni sulle nostre piattaforme. Salutiamo anche Patrizia ed Elisabetta che ci chiedono appunto la ricetta. Come detto, a breve troverete il link con tutti i passaggi, con tutti i consigli su viomangiando.it e poi anche sulle nostre pagine e sul canale YouTube il video con la preparazione completa. Che bella! All'interno molto molto morbida e gustosa, perché c'è il burro, ci sono le uova, la cannella, la buccia del limone oppure dell'arancia se preferite, quindi c'è tanto gusto e tanto profumo. Ecco, adesso prima che il miele si raffreddi è importante mettere le palline colorate, altrimenti non si attaccano alla pasta. Ma che Ecco, cosa dice? Peccato che io non friggo. Sapessi... E anche noi vogliamo evitare Sapessi sempre quanto la mi frittura. devono convincere a friggere, perché in realtà certo c'è poi un lavoro che non si vede, che è quello della pulizia. Però ogni tanto, quando una ricetta merita, secondo me, al diavolo la pulizia e la puzza di fritto, si può fare uno sgarro. Maria Rosa Comunque ci segue da Milano. l'impasto è asciutto, non sembra nemmeno fritto, alla fine vedrai, ve la faccio vedere di nuovo. Friggendo alla giusta temperatura e poi utilizzando 170-180 gradi. e poi utilizzando questa carta per fritti che ha assorbito praticamente tutto l'olio in eccesso, è ottima. Guardate, non sporcano minimamente le mani, la pasta è asciuttissima, non è affatto sdegnosa, non è grassa, è davvero un bel impasto. Vera scrive, questi sono i porceduzzi pugliesi. Sì, hanno tanti sono molto nomi. simili. Ci cerchiate, insomma, ogni ricetta, Ogni regione ha la sua ricetta che ogni poi regione si ha una è particolarità. simile. In questo caso noi abbiamo utilizzato un po' la preparazione consigliata dai nostri amici siciliani e questa la chiamano la pignolata siciliana. Poi a Messina c'è un'altra pignolata che viene preparata quindi sempre nel periodo di carnevale con i due colori bianco e nero. In questo caso invece abbiamo messo il miele. Finisco l'altra, che dici? Possiamo salutare intanto i nostri Sì. amici e facciamo vedere la nostra pignolata. Il pomeriggio l'abbiamo trascorso così. Dai. Non so cosa avete fatto voi oggi pomeriggio, se avete preparato qualche dolce o se siete già pronti per la cena. Vi salutiamo. Allora, prossimamente Valentina, tra qualche giorno, quindi la ricetta. Ma sì, potete scrivere anche nei commenti se avete un giorno della settimana preferito. Cercheremo di venire incontro un po' alle esigenze della maggior parte di voi. Salutiamo anche il Risto Poeta. Ciao Aldo. Speriamo di poterlo incontrare presto. Allora, vi dedichiamo questo dolce e vi diamo appuntamento alle prossime live, sempre su Cibo Doc, ma c'è anche Vio Mangiando e Bella Sicilia. Un saluto a tutti gli amici anche dell'Associazione Vivo in Sicilia che ci permettono di farvi conoscere queste specialità. Ciao, alla prossima da Ciao a Daniele tutti. e Valentina.